Un impegno sociale su tematiche cruciali della nostra società, racconti, gialli, una ricerca storica spinta da quel sentire personale come motore propulsore per leggere uomini, fatti e contesti. Tutto questo è emerso ieri sera nel corso della presentazione degli ultimi due libri dello scrittore italo-francese Pascal Schembri, che alla soglia dei suoi 80 anni ha proposto al pubblico un'antologia tratta da tutte le sue opere che ha definito il suo testamento letterario dal titolo Figli adottivi. È un thriller, l'arma del potere. Le colte e diversificate relazioni di Ester Monachino, Fabio Fabiano, Mariella Bruno e Luciano Carruba hanno appassionato il folto e attento pubblico presente. Noi abbiamo sentito lo scrittore. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, è da qualche anno che non presento più dei miei libri qui nella mia città e stasera al ristorante del Madison presenteremo due libri, L'arma del potere e Figli adottivi. Figli adottivi è un'antologia di tutti i libri che io ho pubblicato. Ho voluto far pubblicare questo libro per lasciare qualcosa, diciamo, nel futuro. Invece L'arma del potere è un thriller ambientato maggiormente in Sicilia all'inizio degli anni 60 e dopo i personaggi girano per il mondo. Comunque la storia si svolge nella provincia di Agrigento tra due famiglie un po' mafiose e viene rapito un bambino, quindi la storia si svolge su questo rapimento del bambino e dopo ci saranno tanti altri personaggi e chi leggerà dopo scoprirà chi è Paola. Pascal, i figli adottivi è un po', lei ha detto, il mio testamento letterario, che viene, lo possiamo dire, alla soglia di quasi 80 anni. Sì, infatti lunedì 18 ottobre compio 80 anni e quest'anno ho voluto farmi questo regalo soprattutto per le persone che non conoscono tutti i miei libri, perché sono stati pubblicati 56 e in tutto sono 68 con i manoscritti e quindi ho avuto questa idea di fare questa antologia e in questo libro naturalmente non è un romanzo, ci sono soltanto la prima pagina parla come mai io ho scritto quel determinato libro, la sinossis e qualche prefazione che hanno fatto dei critici letterari. Ecco, questo è il motivo. Pascal Schembri, ma significa la fine della scrittura o ci sono altre pubblicazioni in cantiere? No, ci sono altre pubblicazioni in cantiere, però siccome come voi sapete ho creato questa associazione culturale Casa del Libro con un premio letterario Scala dei Turchi di Nerussiello, quindi mi prende molto tempo. Nel 2025 so che verrà pubblicato un mio nuovo libro che parla di una tematica che normalmente i media cercano di non parlarne, quella del trapianto degli organi, perché diciamo questo vandalismo dei trapianti e soprattutto dei bambini che spariscono, delle persone che spariscono, noi non sappiamo dove vanno a finire, però diciamo sotto sotto si sa qualcosa, diciamo che c'è questo mercato nero come circa 20 anni fa quando io ho pubblicato la mia prima inchiesta Perché gli uomini picchiano le donne, non se ne parlava come se ne parla oggi. Io l'ho pubblicata in Francia nel 2006 e dopo è stata pubblicata in Italia. Dopo ho scritto altri libri sulla violenza come Femminicidio, loro si sono salvate e adesso in televisione fanno questa trasmissione ogni martedì sera, Sopravvissuta. Ecco, il mio libro era Femminicidio, loro si sono salvati. Quindi per dire che io sono stato uno dei primi, diciamo, a scrivere cose di problemi sociali, soprattutto sociali, per i bambini, per il bullismo, per la pedofilia, per l'omertà,
anche per l'ambiente gay, perché io non amo che i genitori buttino fuori di casa perché i loro figli sia femmine che maschi, perché hanno tendenze diverse. Infatti ho dedicato un libro nel 2000, I 12 Apostoli del Mare, ed era un libro dedicato all'AIDS, perché a quell'epoca, diciamo negli anni '80, ci sono state molte persone che hanno perso la vita e molte persone che sono state licenziate dal loro lavoro, e soprattutto dai genitori messi alla porta perché erano state contaminate, ma mica era stata colpa loro, mica tutti i contaminati erano gay, non erano gay, sono state contaminate così. E tutto questo si trova anche nei figli adottivi? Sì, tutto si trova nei figli adottivi,